Noi come colleghi di lavoro cosa abbiamo fatto? Ci siamo attivati sui social per cercare aiuto da parte di tutti per riuscire prima possibile a trovare una soluzione, trovare la persona, perché noi ci teniamo veramente tanto di ritrovare il nostro collega. È scomparso nel nulla a pochissimi giorni dalla pensione Roberto Barbiero detto Willy. Roberto vive da solo a Carpenedo e ad accorgersi per primi della sua assenza sono stati i colleghi di lavoro alle poste che hanno immediatamente lanciato l'allarme. È alto intorno a 1,75 m, porta la barba, capelli bianchi, diciamo che porta un po' di più, l'età sua ha intorno ai 64 anni, però ne dimostra qualcuno in più. Francesco Menin è un collega di Roberto e consigliere di municipalità a Favaro, dove ricopre la carica di presidente della quarta commissione, che si occupa tra l'altro di sociale. Roberto Barbiero ci racconta è stato visto l'ultima volta il 21 dicembre al lavoro, poi di mezzo ci sono state le festività. E dal 26 o 27 vado a Spagna perché io non so bene le date e praticamente non abbiamo più notizie. Da quel momento noi come colleghi e soprattutto ringrazio Poste fin da ora che si è subito applicata per informarsi cosa stava succedendo e, e so che Poste Italiane ha fatto anche la denuncia. Chi lo dovesse vedere, per esempio lo dovesse riconoscere, cosa deve fare? Contatti immediatamente le forze dell'ordine, i carabinieri che sono già stati messi in guardia, sono già stati avvertiti e anche loro ringrazio fin da adesso che ci stanno aiutando a ritrovare il nostro caro, il nostro collega.